Venezia, presto il regolamento antipacottiglia passerà dalla fase sperimentale a quella definitiva. Nel mirino anche una stretta per chi non rispetta le regole. Per far fronte al fenomeno dei borseggi, a Piazzale Roma arrivano le guardie giurate, iniziativa accolta favorevolmente da chi i borseggiatori li affronta ogni giorno. Notte di Pasquetta agitata per un 18enne fermato in via Torino a Mestre mentre passeggiava con la fidanzata, dato in escandescenza aggredendo gli agenti della polizia. Il rogo divampato a Quarto d'Altino continua a causare disagi agli abitanti del palazzo che non sono potuti rientrare a casa. I vigili del fuoco stanno dando loro assistenza. Centinaia di persone nel Duomo di Mestre per la veglia di preghiera dedicata a Papa Francesco, presieduta dal Patriarca, e da venerdì resta confermato il Giubileo degli adolescenti. Alla Biblioteca Vez nasce uno spazio dedicato alla musica dove si potranno suonare alcuni strumenti nel rispetto dell'ambiente della biblioteca e degli altri ospiti. Sabato alle 22 su Antenna 3 in esclusiva la finale della Coppa del Re spagnola, una partita da non perdere che mette una di fronte all'altra le rivali per antonomasia del calcio mondiale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Con l'approvazione in Consiglio Comunale a Venezia, presto il cosiddetto regolamento antipacottiglia passerà dalla fase sperimentale a quella definitiva di norma, ma oltre al contrasto ai negozi di bassa qualità, nel mirino del provvedimento c'è anche una stretta nei confronti di chi non rispetta le regole. Dopo 3 anni il decreto antipacottiglia diventerà regolamento, vale a dire norma del Comune di Venezia. La votazione in Consiglio potrebbe essere l'8 maggio, ciò che è certo per l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga è che durante la fase sperimentale questo provvedimento primo e unico a livello nazionale ha dato risultati tangibili, invertendo la tendenza di un tessuto commerciale che si stava pericolosamente orientando sempre più alla vendita di chincaglieria. Stiamo parlando di 200 nuove attività commerciali e 200 nuove attività artigianali che si sono aggiunte, diciamo, nelle strade di maggior flusso turistico della nostra città. Hanno preso lo spazio a tutti quei negozietti che aprivano e chiudevano cercando di evadere le tasse, perché era questo un gioco che veniva fatto, e questi una volta chiusi non hanno più potuto aprire pacottiglia e quindi hanno dato la possibilità a chi era costretto a rimanere nelle zone periferiche di ritornare al centro della nostra città. Il regolamento antipacottiglia che sarà messo ai voti a Cafarsetti contiene anche una robusta stretta nel commercio del vetro artistico, solo e soltanto se si è di Promovetro o di maestri artigiani riconosciuti dalla Regione Veneto. Le attività spesso e volentieri vendevano prodotti che non c'entravano niente con la nostra città, arrivavano da altri paesi, dalla Cina, da altre parti del globo, non sicuramente dalla nostra bellissima Murano e dai bravissimi nostri artigiani. La rivoluzione è anche nelle sanzioni, sia nel commercio fisso che su suolo pubblico, i banchetti di souvenir, si colpisce direttamente l'autorizzazione, la cosiddetta licenza. Finisce così il carosello di chi si alternava nella gestione dell'attività, azzerando di fatto le multe. Ora abbiamo introdotto che alla 6ª sanzione consecutiva nell'arco dei 3 anni addirittura l'autorizzazione viene ritirata dal comune, quindi si perde l'autorizzazione, non si può più fare quell'attività. Quindi c'è una responsabilità da parte di chi è proprietario, che deve controllare, deve stare attento a chi sta gestendo l'autorizzazione. Per far fronte al fenomeno dei borseggi, a Piazzale Roma arrivano le guardie giurate, iniziativa colta favorevolmente da chi con i borseggiatori ha a che fare quotidianamente. Guardie giurate serali alle biglietterie presso gli imbarcaderi di Piazzale Roma per far fronte ai borseggi in centro storico, soprattutto in queste giornate di festa con l'aumento dei turisti in città. Siamo molto felici di questa iniziativa, di questo controllo serale da parte delle guardie giurate, perché ormai lì davanti alle biglietterie era un continuo borseggi ai danni di persone anziane, di turisti e anche avevamo visto soprattutto che c'erano anche i truffatori di biglietti. Solo il mese scorso le volanti della questura e la polizia locale hanno arrestato 2 persone.
Ci auspichiamo che questo non sia un controllo solo per questo periodo, ma un controllo perenne, anche e soprattutto per gli operatori della CTV che molte volte sono entrati, diciamo, per contrastare questi borseggiatori e purtroppo abbiamo sentito le varie conseguenze, o uso spray peperoncino da parte di questi borseggiatori o aggressione. Intanto, dopo l'intenso weekend pasquale, la città si prepara ad affrontarne un altro. L'organizzazione è stata oggetto del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza a Corner. Sarà una celebrazione, non una festa, ha detto il prefetto d'Arcopellos, dato il momento di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. La cronaca ora, notte di Pasquetta agitata per un 18enne fermato dalla polizia per un controllo mentre passeggiava, è andato in escandescenza ed ha aggredito gli agenti. Nella notte tra lunedì e martedì un 18enne di origine bengalese è stato portato in questura dagli agenti che l'avevano fermato per un controllo in via Torino a Mestre, mentre passeggiava con la fidanzata. All'inizio sembrava tranquillo, ma quando i poliziotti gli hanno chiesto i documenti si è innervosito andando in escandescenze e colpendoli o ponendo resistenza finché l'hanno bloccato a terra. Sembra che il 18enne, studente delle scuole serali e lavoratore in 2 ristoranti, fosse stato messo ai servizi in prova per un precedente dovuto al consumo e possesso di sostanze che gli era quasi costato la libertà. Poi però, vista la giovane età, gli era stata data la possibilità di ripartire studiando e lavorando. Probabilmente il fatto di essersi trovato all'improvviso di fronte alla polizia l'ha mandato nel panico. La sua reazione gli è valsa una notte in cella, poi è stato rimesso in libertà. Secondo quanto emerso, sembra che il 18enne avesse con sé uno spray al peperoncino e che abbia detto di tenerlo per sicurezza, sapendo di dover lavorare fino a tarda notte prima di rincasare. E sono proseguite anche oggi le operazioni dei Vigili del Fuoco a supporto delle famiglie coinvolte nell'incendio divampato ieri sul tetto di una palazzina in Viale della Resistenza a Quarto d'Altino. I pompieri sono impegnati nell'assistenza ai nuclei familiari e nel recupero dei beni personali all'interno delle 31 abitazioni evacuate per motivi di sicurezza. Le attività di completo spegnimento sono terminate questa mattina. Le squadre dei Vigili del Fuoco rimangono comunque in presidio operative con un'autopompa, un'autobotte e un'autoscala coordinate da un funzionario proveniente dal comando di Mestre per ultime operazioni di messa in sicurezza dell'area. Centinaia di persone al Duomo di Mestre ieri sera per la veglia di preghiera per Papa Francesco presieduta dal Patriarca, e da venerdì resta confermato il Giubileo degli adolescenti che vedrà 1100 giovani del Patriarcato arrivare a Roma proprio in occasione del funerale di Papa Francesco. Profonda commozione nel Duomo di Mestre a San Lorenzo per la veglia di preghiera per Papa Francesco. La veglia è stata guidata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che l'ha presieduta. In centinaia hanno così accolto l'invito a partecipare lanciato dallo stesso Patriarca, che ha ricordato l'incontro con il Santo Padre. Molti i giovani, una parte dei quali sarà a Roma da venerdì a domenica, per partecipare al previsto Giubileo dei ragazzi, il cui programma è stato confermato pur con alcune modifiche. Dal Patriarcato di Venezia arriveranno in 1100 ragazzi. Mi ricordo che non erano previsti alcuni appuntamenti e io mi sono fatto animo, incoraggiato anche dalla lunga conversazione che avevamo avuto. E le ho detto: Santo Padre, però a Venezia ci sono i giovani, e questa notizia che ci ha sorpreso noi la leggiamo e la viviamo nella fede della risurrezione. In prefettura a Venezia, come in tutta Italia, è stato aperto il registro delle condoglianze per Papa Francesco. I giovani che il Santo Padre aveva incontrato alla Salute lo scorso 28 aprile ora saranno loro ad andare da lui per rendergli omaggio a Roma. Alla veglia di preghiera a Mestre, in prima fila il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, le autorità cittadine con questore, prefetto, comandante generale della polizia locale Agostini, sindaco che poi a margine ha dichiarato: ricordo che porterò nel cuore questo sorriso di questa persona che ha voluto cominciare dal carcere, che ha voluto conoscere
la città, che ha parlato della difesa della bellezza e poi questa idea della speranza che mi ha lasciato proprio particolarmente colpito. Altri momenti di preghiera per il Papa, secondo l'indicazione del Patriarca, saranno in questi giorni in tutte le parrocchie della diocesi. Restano invece confermate tutte le varie iniziative, pur con toni più sobri, previsti per la festa della Liberazione e quella patronale di San Marco. L'invito poi è a tutte le comunità parrocchiali che trovino momenti in cui ricordare, ecco, il bene che quest'uomo ha fatto alla Chiesa. Ed ora l'economia, il settore della moda è strategico, in particolare per il Veneto, ma non sta affrontando un buon momento. Per trovare nuove strategie è stato istituito il tavolo della moda. Il settore della moda, che è un settore strategico per il Veneto ma per l'intera nazione, è un settore che sta attraversando dei momenti di profondi cambiamenti, dei cambiamenti che ci impongono anche di intraprendere azioni e iniziative diverse da quelle che sono sempre state prese. I dati del mercato del lavoro e chiaramente la richiesta di cassa integrazione denotano appunto che c'è questa flessibilità, ma ciò non deve procurare allarmismo, ma anzi ci deve incoraggiare a far sì che le nostre imprese possano superare questo momento di profondi cambiamenti. Per questo la Regione ha istituito un tavolo con rappresentanti delle 5 principali organizzazioni datoriali per individuare le misure a sostegno del settore. Il tavolo Veneto della moda, presentato in occasione della giornata dedicata al Made in Italy, è un'iniziativa unica in Italia. Uno dei problemi principali da affrontare è la mancanza di addetti. È un problema che si trascina da qualche anno e chiaramente non è comune anche in altri settori. Leggiamo tutti i giorni che tantissimi settori, soprattutto in Veneto, hanno difficoltà a reperire nuove leve. Il calo demografico è notevole, sembra di no, ma ogni anno ne vediamo gli elenchi delle persone che escono dalle scuole e sono veramente numeri sempre più esigui. Bottoli è sottolineato come il Veneto vanti una filiera della moda molto articolata, leader nella lavorazione di pelle, calzature e accessori, 7.600 unità locali nella distribuzione, un fatturato manifatturiero di circa 18 miliardi di euro, generando oltre 9 miliardi di euro di export e impiegando 100.000 addetti. Bisogna che l'economia mondiale riprenda con una velocità, se non come quella ante-Covid, ma quantomeno decorosa. Situazioni geopolitiche, saturazione del mercato e Cina sono tre fattori che si spera trovino uno sbocco quanto prima per rilanciare il settore. Da parte nostra dobbiamo essere ancora più bravi a eccellere nella qualità, nella proposta e nell'essere migliori di tutti gli altri. I parchi mestrini di Via Pave, Via Tasso, Via Piraghetto a Mestre saranno sistemati e riqualificati. L'operazione ha una funzione di decoro urbano con l'obiettivo anche di migliorare la percezione degli spazi e scoraggiare cattive frequentazioni. Interverremo sulle aree verdi per renderle più vivibili, sicure, accessibili e belle, ha spiegato l'assessore comunale ai lavori pubblici Zaccariotto, annunciando l'approvazione dei progetti da parte della giunta comunale. I lavori dovrebbero partire nei prossimi mesi. Come ormai una tradizione, il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Alberto Barbera rivolge gli auguri ai nostri telespettatori e dà alcune anticipazioni per la prossima mostra del cinema. Sentiamo. In questi giorni di serenità pasquale tra prima e dopo Pasqua, il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, si fa presente con i suoi auguri a voi nostri telespettatori e annuncia così in esclusiva le prime novità per la 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido dal 27 agosto al 6 settembre prossimi. Barbera è al lavoro già da mesi con il suo team e lo staff della Biennale ed è molto probabile che a breve, prima del Festival di Cannes, vengano annunciati il nome del presidente di giuria di Venezia 82 e il secondo Leone d'Oro alla carriera. Come ogni anno vorrei fare i miei più sinceri auguri di buona Pasqua a tutti i telespettatori. Pochi giorni fa abbiamo annunciato il primo Leone d'Oro alla carriera che andrà ad un grandissimo regista tedesco, Werner Herzog, e fra non molto annunceremo anche il secondo Leone d'Oro alla carriera. Barbera lancia poi un accorato appello perché, al di là della Mostra di Venezia e dei vari festival nel mondo, si investa di più per tenere aperte le sale cinematografiche, piccole e grandi. Si discute tanto della
chiusura di tanti cinema il cui destino sembra essere legato alla trasformazione in esercizi commerciali, supermercati o autorimesse, e sarebbe una perdita enorme per le nostre collettività. I cinema sono sempre stati presidi culturali e luoghi di aggregazione sociale. Nuova iniziativa alla Biblioteca Civica Vez, nasce uno spazio dedicato alla musica dove gli utenti possono suonare alcuni strumenti nel rispetto dell'ambiente della biblioteca e degli altri ospiti. Un nuovo spazio in Vez che completa la straordinaria offerta di servizi che sono presenti nel cuore di Mestre, dedicati ai giovani e agli appassionati. Apre la sala della musica. Una tastiera, un violino, un basso ed una chitarra elettrica. Sono solo alcuni degli strumenti messi a disposizione dalla Biblioteca Civica Vez di Mestre, che inaugura la nuova sala della musica, uno spazio dedicato a chi desidera suonare, ovviamente senza disturbare. L'atmosfera è perfetta per musicisti ed aspiranti musicisti che hanno l'opportunità di esercitarsi e sperimentare all'interno del mondo della musica. Il servizio di prenotazione è gratuito e ogni strumento può essere riservato online dagli iscritti alla biblioteca. La Biblioteca Vez continua così ad arricchire la propria offerta di servizi rivolti ai cittadini. Questa nuova opportunità, rivolta in particolare ai giovani, si aggiunge al ventaglio di proposte culturali pensate per gli appassionati di musica. Negli ultimi anni la Vez è cresciuta moltissimo, fino al raddoppio dello scorso anno, con numeri importantissimi di presenze e di prestiti, e questo nuovo spazio vuole completare l'offerta e vuole offrire appunto ai nostri ragazzi la possibilità di suonare uno strumento, provare, comporre, esercitarsi, stare insieme tra un libro e l'altro, tra la preparazione di un esame e un altro. E quindi c'è la possibilità, attraverso lo strumento e l'uso della cuffia, di suonare divertendosi e fruire di questi spazi meravigliosi, aiutandoci sempre di più a far crescere il centro di Mestre. Il calcio ora sabato alle 22 su Antenna 3, in esclusiva la finale della Coppa del Re Spagnola, una partita da non perdere che mette una di fronte all'altra le rivali per antonomasia del calcio mondiale. Il campo è pronto, l'attesa sta per finire, la partita delle partite, Barcellona contro Real Madrid per la 123esima Coppa del Re è su Antenna 3, sabato 26 aprile alle 22. Un'esclusiva Media Nord-Est per l'ultimo atto con le rivali di sempre del calcio spagnolo e mondiale. Emozioni e suggestioni tutte da vivere, perché in una gara così non c'è nulla di scritto. Il favorito Barcellona a caccia del triplete arriva alla prima finale della stagione senza il cannoniere Lewandowski infortunato, ma Flick può schierare Rafinha, Yamal e Torres per supplire all'assenza della sua stella. Mentre i Blancos arrivano all'appuntamento di Siviglia con la voglia di riscatto, vendetta per la sconfitta in Supercoppa e per l'eliminazione in Champions. In una stagione complicata, Mbappé, Vinicius e Rodrigo vogliono regalare ad Ancelotti la soddisfazione della Coppa, mentre inseguono i Blaugrana in campionato. Insomma, non c'è pronostico che tenga, in ballo c'è la rivalità più accesa del calcio e a parlare saranno soltanto i gol. Barcellona contro Real Madrid sabato 26 aprile alle 22 in esclusiva su Antenna 3. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata, arrivederci.